Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia esclusiva dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terrà incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. La stagione appena trascorsa è stata difficile per tutti, soprattutto per chi ha vissuto il primo anno con la maglia del Napoli. Jesper Lindstrom, attualmente in prestito all'Everton, ha pagato il prezzo, così come Jens Cajuste, che sembra non aver convinto Antonio Conte. La partenza del centrocampista svedese dal Napoli sembra sempre più probabile. Cajuste, arrivato la scorsa estate dal Reims per 12 milioni di euro, ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui Fiorentina e Genoa. Il Napoli preferirebbe una cessione definitiva per monetizzare, ma non è esclusa una formula stile Lindstrom, con un prestito oneroso e diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da calcionapoli24.it, la pista estera rimane aperta. Il giocatore interessa a club francesi e al Galatasaray, che ha già mostrato interesse. Se Morten Frenderup, centrocampista del Genoa valutato tra i 15 e i 20 milioni, dovesse trasferirsi in Turchia, il Genoa potrebbe rivolgersi a Cajuste. In caso contrario, il Galatasaray potrebbe tornare alla carica per il centrocampista svedese. Il Napoli sta lavorando per rafforzare il centrocampo con Brescianini e Gilmour, ma per registrare i due nuovi arrivi sarà necessaria un'altra cessione oltre a quella di Cajuste e Gaetano. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa situazione? Siete d'accordo con la possibile partenza di Cajuste? E quali sono le vostre aspettative per il futuro del nostro centrocampo con l'arrivo di Brescianini e Gilmour? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!